Amici dell'Edicolo di Pinuccio, buonasera e benvenuti. Siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi, pronti a trasmettervi il recupero della 12ª giornata di campionato Serie B maschile. Ad affrontarsi saranno la Diper Pallavolo Jolly Cinquefrondi e la Savam Costruzioni Volley Letojanni. Buonasera anche da Renato Gallo, qui con me al commento come sempre. Buonasera a tutti. Qui che vi parla è Gabriele Bonini e siamo pronti per raccontarvi questo recupero in un orario un po' insolito per tutti noi. Ma comunque i fedelissimi al Jolly Cinquefrondi sono sempre presenti. Arbitro dell'incontro, c'ho solo un nome. Ci vuole anche un cognome. Elena Morello, il primo arbitro, secondo arbitro Valeria Vitola. Squadre in campo al Palabonini di Cinquefrondi, la Savam Costruzioni Volley Letojanni per confermarsi in testa al campionato. Ancora non ha perso nessuna partita a Jolly Cinquefrondi, a caccia disperata di punti salvezza. Ci sarà in campo come libero Michele Zerbonia per la Jolly Cinquefrondi e Max Lopetrone torna come schiacciatore. Ho posto Dionisio Di Pasquale, cabina di regia per Fabio Remo, Antonio Melara al centro, Matteo Bonati e l'altro centrale è Pasquale Arena, squadra allenata da Mister De Fina. In campo per Letojanni, Torre, schiacciatore, Cortina, schiacciatore, Fasanaro centrale, Balsamo, alzatore, libero Chiesa, Genovese l'opposto e poi l'altro centrale è Bertone. Tutto pronto al Palabonini di Cinquefrondi. Godiamoci questa partita. Pasquale Arena batte da fondo campo, mette un po' in difficoltà la ricezione avversaria. Un po' in difficoltà anche Remo che deve smarcarsi da Dionisio Di Pasquale. Poi Dionisio ha schiacciato questo pallone. Si fa subito sentire la qualità e la velocità di Torre che segna il primo punto per Letojanni. Al servizio per Letojanni Bertone. Assente quest'oggi il grande ex della partita Giovanni Chillemi. Riceve Dionisio Di Pasquale. Remo dietro proprio per Dionisio Di Pasquale. Sfrutta le mani del buon avversario. Uno pari. Riceve Letojanni, Bagher Balsamo, la schiacciata è out però di Cortina. 2-1 per la Jolly Cinquefrondi. Al servizio per la Jolly Dionisio Di Pasquale. Letojanni guidato da Mister Rigano. Spin per Dionisio Di Pasquale, tenuta in gioco da Torre. Torre in pipe a mettere a segno il punto del pareggio. Abbiamo di nuovo la cam, l'avevamo persa per un attimo.
Servizio spin tenuto bene da Matteo Bonati. Remo la alza dietro per Dionisio Di Pasquale. Buona la sua schiacciata, non tiene bene Chiesa. 3-2. Ed è Max Lopetrone al servizio per la Jolly con la spin, colpisce però male. Ed è di nuovo 3 pari. Al servizio Cortina per le Toianni. Spin per Cortina, tiene bene Matteo Bonati. Remo va da proprio Matteo Bonati a schiacciare Cortina. Balsamo per la schiacciata vincente di Torre. 3-4, passa in vantaggio le Toianni. Cortina al servizio per le Toianni, spin per lui, tiene bene Massimiliano Lopetrone, primo tempo, ma murato Antonio Melara. Era buona la giocata della Jolly 5 Frondi, ma è stato bravissimo il centrale A seguire il gioco, sì, vedendo a terra Massimiliano Lopetrone. Sempre Cortina. Spin, tiene bene Max Lopetrone. Remo stavolta va da Matteo Bonati, sfodera un grandissimo colpo. Cortina non è riuscito a tenere in gioco. 4-5. Prestazione un po' opaca per Matteo Bonati contro Palermo. La voglia di riscattarsi in campo. Antonio Melara al servizio, riceve Chiesa, pallone che torna nel campo della Jolly. L'ottimo recupero dei giocatori della Toianni, ma c'è il fallo di Matteo Bonati che tocca la rete con il petto, mi sa, e quindi altro break per le Toianni. 4-6. In campo un ragazzo senza capelli, Michele Zerbonia per la Jolly. Fasanaro al servizio per Jolly, per le Toianni. Out e in, secondo l'arbitro, questo attacco da rivedere. Sì, stiamo rivedendo. È in. È in sulla linea. e 6, quindi il punteggio. Fabio Remo al servizio, spin per lui. Pallonetto, si tuffa Lopetrone, ma non basta. Pallone che tocca a terra. 5-7, continua il vantaggio di 2 punti del Letoianni. Balsamo al servizio con il suo mancino su Max Lopetrone. Remo, l'attacco centrale vincente di Pasquale Arena. 6-7. Matteo Bonati al servizio per la Jolly. Chiesa tiene bene, attacco centrale, tocca Fabio Remo, recupera Matteo Bonati, rimanda di là Max Lopetrone. Balsamo, l'alzata dietro, out, che è out, ma c'è il fallo a muro di Max Lopetrone che si arrabbia tantissimo. 6-8. È stata fortunata Letoianni qui, poteva recuperare la Jolly.
dato che il colpo era out. Torre al servizio. Servizio spin, tiene bene Zerbonia. L'alzata di Remo va a finire nell'altro campo, quindi costruisce Letojanni con questa palla spinta di Cortina sul nastro, che poi tocca la schiena di Arena. 6-9. Primo vantaggio di +3 del Letojanni. Devo riavviare. C'è qualcosa che non va oggi. Sa. Ci siamo. Diteci se si è sentito, devo riavviare. mi scrivono da casa, quindi ci stavate sentendo. Ok, l'audio c'era, non c'era solo il video allora. O non ce l'avevamo noi, boh. Vabbè, meno male, meglio così. Meno male che non abbiamo detto nulla di male. Siamo sul 6-10. Gabriele aggiorna tabellone. Abbiamo qualche piccolo problemino con il PC. Comunque, dopo il time out della Jolly 5 Frondi, il gioco riprende. Tiene benissimo Michele Zerbonia, qui recupera Fabio Remo e free ball però. E rimanda di là. Oh, spreca tutto Max Lopetrone. Si era arrabbiato tantissimo Balsamo con i suoi compagni di squadra per aver buttato quel pallone di là, ma ci ha pensato Max Lopetrone Sì, a graziare il Letojanni. Diciamo nelle settimane, nelle ultime partite Max ha sempre giocato come libero e anche allenato come libero, per cui out il servizio, settimo punto per la Jolly 5 Frondi. Arena al servizio per la Jolly. Riceve Chiesa, Balsamo ad una mano, tocca il muro di Lopetrone, non stende il braccio Bonati ma non è riuscito a tenere in gioco ed è 7-12. Al servizio Bertone, ottima la palla su Matteo Bonati, Lopetrone ha schiacciato sul muro avversario, la combinazione al centro per Letojanni, Remo la alza per Dionisio Di Pasquale, pallone che si insacca ed è ottavo punto per la Jolly 5 Frondi. Dionisio Di Pasquale al servizio per la Jolly, spin forte, pallone che torna nel campo della Jolly, salta bene Antonio Melara al momento giusto, 9-12. Aveva ricevuto il pallone Torre, se non mi sbaglio. Adesso al servizio Dionisio Di Pasquale, la spin questa volta si ferma sulla rete.
9-13. Genovese al servizio, completamente out, la sua battuta spin. 9-10-13. Stiamo assistendo a diverse battute salto spin da una parte e dall'altra. Adesso Lo Petrone al servizio per la Jolly, che non forza e quindi pallone flottante. Balsamo va da Cortina, che schiaccia forte davanti alle braccia di Michele Zerbonia. 10-14. Ottima la spin di Cortina. Remo va dall'altro lato, palla spinta di Matteo Bonati, non riesce a recuperare il Letojanni. Si riporta a -3 la formazione di Mister De Pina. Servizio di Antonio Melara, riceve Chiesa. Balsamo al centro, aveva preso questo pallone Max Lo Petrone, ma schizza via. 11-15. Servizio del Letojanni. Remo cerca e trova la combinazione al centro con Arena. 12-15. E il pallone esce di poco, quello del servizio di Remo. 12-16. Tre errori al servizio per la Jolly, 5 frondi. Mentre per Letojanni 2 errori al servizio. Balsamo al servizio nel frattempo. Riceve Matteo Bonati. Remo va da Dionisio Di Pasquale. Il pallone era alto per lui, ha tentato il pallonetto recuperato dal Letojanni, che poi schiaccia da posto 2 e ottiene il 17° punto. Ripristinato anche il replay. Ok. Balsamo al servizio. Remo tenta di aggiustare questo pallone. Arena, che era in controtempo e giustamente è riuscito a giocare questo pallone. 13-17. Servizio di Matteo Bonati. Riceve così Torre, costretto a rincorrere Balsamo. La schiacciata poi di Genovese. Remo per Dionisio Di Pasquale, la prende Torre, si propone anche per la schiacciata. Remo si tuffa, recupera così Matteo Bonati, poi ha tentato il tutto per tutto Zerbonia, ma pallone che resta nel campo della Jolly. 13-18. No. Servizio di Torre.
spin forte sull'Opetrone che tiene bene Remo, va da Lopetrone, palla, spinta. Sì, Massimiliano vede il muro lontano dalla rete e insacca. È stato un colpo d'esperienza da parte di un giovane della Jolly. Pasquale Arena intanto pronto al servizio, pallone molto teso, si aiuta con il nastro, Balsamo va dietro, out però il colpo di Genovese. Siamo riusciti a ripristinare il replay? Sì. Ok, Pasquale Arena ancora al servizio, riceve Chiesa, Balsamo va al centro con il numero 15 Bertone. Bertone al servizio. Matteo Bonati, Remo dietro per Dionisio Di Pasquale in lungolinea e era indeciso l'arbitro, pallone out, non c'è tocco del muro e quindi 15-20. Time out chiesto da mister De Fina, già il secondo chiamato in questo set. Certo è notevole la differenza tecnica tra le due squadre, l'esperienza soprattutto. Mentre le squadre rientrano in campo qui al Palla Bonini 5 Frondi, primo set 15-20. Sempre Bertone al servizio. Bertone al servizio. E si ferma sul nastro. Cercato un pallone abbastanza corto, Bertone non l'ha trovato, trova la rete, 16-20 ed è Dionisio Di Pasquale al servizio per la Jolly. Spin su Chiesa, tiene bene Balsamo e poi il Cortina. Solito gesto di Cortina forte in diagonale. 21 i punti del Letojanni, 16 quelli della Jolly. Cambio, esce Balsamo, entra il numero 17 Buremi, poi esce anche il numero 12 Genovese ed è entrato il numero 2 Giardina, quindi cambio di alzatori per Letojanni e il cambio di opposto ed è proprio Giardina al servizio. Pallone su Matteo Bonati, Remo dietro per Dionisio Di Pasquale, mette a segno. - 17-21 il punteggio e si prepara per la Jolly 5 Frondi Massimiliano Lopetrone al servizio. Jump flot. Così così. Remo va da Bonati, schiaccia forte e incrocia bene. 18-21. Da apprezzare l'alzata di Giardina, che in pratica era in ginocchio. Sì, una palla ricevuta bassa dal suo compagno.
Massimiliano Lopetrone al servizio. Out però, altro errore al servizio per lui. 18-22. Una Jolly che contro Palermo ha sbagliato pochissimo al servizio. Adesso sono già 4 gli errori. Cortina al servizio. Forte su Dionisio Di Pasquale. Matteo Bonati ci riprova, ma Bravo Chiesa para. Oh. Hop! Tocca il muro della Jolly Cinquefrondi. Lopetrone e Dionisio Di Pasquale erano troppo arretrati. Sì, questa palla smorzata cade al centro del campo. Quasi al centro. 18-23 il punteggio. C'era stato uno scontro tra due giocatori del Letojanni. È sempre Cortina con la spin. Forte su Max Lopetrone. Opla. Sì, è di seconda linea, è entrato. Ha calpestato. Beh, è entrato proprio perché non è. Primo set point della partita, 18-24. 6 a disposizione per Cortina e compagni. Voilà. Non tocca. Non ha toccato. Muro di Melara. Primo set point annullato. Torna in campo Arena perché c'è il centrale Melara al servizio. Su Chiesa, facile per lui, primo tempo. Opla! Sì, tocco. È da un po' di giocate che Letojanni non sta schiacciando forte, ma sta giocando solamente di pallonetti. Di buchi lasciati dalla difesa. Sì. Si cambia oggi, Gabriele? Sì. È da un po' che non vediamo il cambio campo, perché ricordiamo in accordo tra le due squadre si può evitare per non perdere tempo per la sanificazione della panchina. Letojanni quindi in vantaggio 1-0 di set, 19-25 il primo qui al Palabonini di Cinquefrondi. Capitan Remo chiamato sotto il seggiolone dell'arbitro. Come mai? Oh. Dicevo, un orario insolito. Sì, di solito a quest'ora si alle fa. 20:30. Siamo a cena. Vediamo i punti dei giocatori. Ci sono 6 punti di Torre, 4 di Cortina, 2 di Tasanaro, 1 di Genovese e 2 di Bertone. Mentre per la Jolly abbiamo 4 Bonati, 1 4 Di Pasquale, 3 Arena, 1 Lopetrone e 2 Melara. Mentre ricordiamo che venerdì ci sarà un importante recupero per la Jolly Cinquefrondi, quello a Catania, e lì l'unico risultato che conta è la vittoria per la Jolly Cinquefrondi, con la diretta concorrente per la lotta salvezza. Sì, matematicamente servono 3 punti. Sì, per
per la salvezza aritmetica. E si devono giocare, sì, mi ricordano, sia l'andata che il ritorno contro Volle Catania e pure Callipo qui al Pallabonini di Cinquefrondi. Tonno Callipo penultima in classifica, che è già retrocessa, mentre Volle Catania se la gioca con la Jolly Cinquefrondi. Salutiamo a casa un altro ex della partita, Luca degli Esposti, Ciao Luca! che ha giocato a Letojanni. Mentre le due squadre tornano in campo, torna in campo anche Balsamo e torna in campo anche Genovese. Mentre si riscalda un po' Battiato intanto. Ah sì, c'è il cambio centrale, è entrato Battiato e sarà uscito Bertone, il numero 15 forse. O Bertone o Fasanaro. Chi c'è in panchina? Numero 7, In panchina Fasanaro. c'è Fasanaro, quindi Bertone non giocherà in questo set. Balsamo. Balsamo al servizio, riceve Dionisio Di Pasquale Remo, l'attacco centrale di Melara, ottiene il money out, è stato proprio il nuovo entrato Battiato a toccare. 1-0 per la Jolly Cinquefrondi. Non ci sono stati cambi invece nella Jolly, che quindi ha Bonatti, Zerbonia, Di Pasquale, Melara, Remo, Lopetrone e Arena. Dionisio Di Pasquale in battuta spin. Sì, su Torre. Muro, autocopertura di Remo. E si ferma sulla rete la schiacciata di Dionisio Di Pasquale. 1 pari. Ha alzato questo pallone Matteo Bonatti in bugger. È un po' basso per Dionisio Di Pasquale, che ha voluto colpire lo stesso forte, centrando però la rete. Torre al servizio. È out. La sua spin. Nuovo vantaggio quindi per la Jolly Cinquefrondi. Max Lovetrone al servizio, molto teso, tiene Torre, Balsamo in bugger, fortissima e velocissima la schiacciata di Cortina. 2 pari. Battiato in battuta. Si è riformata la coppia Battiato e Battiato Balsamo. è Balsamo. famosa mia battuta del inedito all'epoca, oggi non più, duo Canoro in campo. 2-3 con questo ace sporco di Battiato. La coppia Battiato e Balsamo, che l'abbiamo vista e rivista nelle passate stagioni dei campionati di Serie B, a Fiumefreddo pure, se non mi sbaglio. Bonatti intanto schiaccia, tocca le mani del muro, il pallone è anche in campo, non ci è arrivato Torre e quindi 3 pari. Antonio Melara è pronto al servizio. Riceve bene Attenzione al primo Torre. tempo. Stavolta lo tiene la Jolly. Remo dall'altra Passo, parte da però si Matteo insacca. Bonatti. Tiene il money out, 4-3. E diciamo che finalmente la Jolly è riuscita a leggere un primo tempo degli avversari. Fino ad ora
non ne ha preso, forse Melara uno ne ha preso. al servizio lungo questa volta. Balsamo dietro per È l'opposto out. che colpisce male questo pallone, out. Numero 5-3. 12 genovese, l'opposto. Ed è il primo break della Jolly 5 Frondi in questa partita. Sempre con Antonio Melara al servizio. Teso e lungo, vai sulla riga. No, out. Out di pochissimo. Lo sai che forse è sulla linea? Dal replay sembra proprio sulla linea precisa. Come abbiamo rivisto il replay nell'altro set pure, c'è stato un colpo sulla linea precisa. Servizio spin, tiene Dionisio Di Pasquale, Remo va al centro da Arena, colpo smanacciato da Genovese. La schiacciata è fortissima di Matteo Bonati, colpisce la gamba di Torre, che qui poteva fare decisamente meglio. 6-4. Terzo punto di Matteo Bonati in questo set. Più uno per la Jolly con Remo al servizio. Così così, la palla. oddio, poteva essere anche una doppia. La prende Max Lopetrone. Sì, si mette davanti a Zerbonia che era in direzione. 6-5. Da rivedere però quella ricezione del questo è Lettoianni. il replay di prima, si sta bloccando il replay. Cortina al servizio. Forte Bella, su Matteo bella. Bonati che tiene. Ok. L'ha giocata bene la Jolly, con un'ottima ricezione, tenuta benissimo questa spin. Poi Dionisio Di Pasquale, bravo da posto 4. Sfrutta le mani del muro. 7-5. Ed è Matteo Bonati al servizio. Cortina, Matteo Bonatti al servizio, riceve Torre non ce la fa Chiesa. Però. Sì, abbiamo visto Torre in difficoltà nelle ricezioni, infatti stanno battendo su di lui in bagger. Dicevo, le indicazioni di Cortina proprio al suo compagno di squadra. Di nuovo Tesa. E torna nel campo della Jolly. Free ball. Remo va da Di Pasquale. Pallone è out. Out secondo l'arbitro. Era out. Ora in. Dovremmo fare una zoomata. Dovremmo fare lo zoom. Otto, 6. L'arbitro è in linea, noi siamo alle spalle. Io l'ho vista out, sinceramente, poi magari sono state vedremo proteste. di nuovo il replay. Tanto ha chiesto formazione il capitano Remo. Si prepara al servizio. Passanaro. È lunga questa pausa dopo la richiesta di formazione di Remo. Gioco che può riprendere adesso. Passanaro al servizio.
Jump float per lui, Out. out. Leggono bene i giocatori della Jolly questo pallone. Comunque molti palloni sono molto dubbi. No, Questo questo si è era... visto che era out. Sì, ne siamo posizionati davanti e quindi abbiamo visto la striscia bianca. Arena al Non- servizio come al solito, battuta da fondo Da fermo. senza salto. Stavolta la tiene bene Cortina. Primo tempo, Raccoglie Melara e la schiaccia Dionisio Di Pasquale e la recupera lo stesso Dionisio. E Lopedrone rimanda di là in palleggio. L'attacco centrale, pallonetto vincente. 9-7. lì c'è stato un spingi e riespingi. Sai, ho visto Dionisio Di Pasquale arrabbiarsi con Lopedrone perché sul free ball poteva mandarla almeno in diagonale perché c'era abbastanza spazio e giustamente Dionisio ha molta più esperienza e le vede queste cose. Balsamo al servizio con il suo tiro mancino. Dionisio Di Pasquale out, però il colpo 9-8. Balsamo al servizio. Si ferma sulla rete la battuta di Balsamo. Porta di nuovo a +2 la Jolly con Dionisio Di Pasquale al servizio. Buona la sua Su spinta, Chiesa che tiene l'opposto, non si Ai. distende bene per Matteo Bonati e lascia cadere questa palla. Torre al servizio. Out. No, è in. È in. Sfila a fianco a Max Lopedrone. Sì, decisamente. Yes. Cambia in vista. Esce Massimiliano Lopedrone, entra Emanuele Renzo. E continuano le difficoltà di Lopedrone in fase di ricezione. L'abbiamo visto contro Palermo così così come libero. Adesso anche da schiacciatore. Sempre Torre al servizio in questa serie positiva della Letojanni. Colpo forte però sulla rete. Di nuovo in vantaggio la Jolly 5 fronti di Mister De Fina. (11-10). Emanuele Renzo, nuovo entrato al servizio. Pallone flottante per lui. Balsamo dietro. Tiene Emanuele Renzo. Remo in bugger rovesciato per Dionisio Di Pasquale. Colpo completamente out. 11 pari. Battiato per la Letojanni, pronto al servizio. C'è Dionisio Di Pasquale, Remo, l'attacco centrale che Out. però termina out di Antonio Melara. Aveva il campo a disposizione. 11-12, passa in vantaggio il Letojanni. Angola troppo Antonio Melara Sì. in intera rotazione. Molti errori in fase
di schiacciata per la Jolly 5 Frondi, che non mirano il campo i giocatori di Mister De Pina. Ancora Battiato quindi al servizio per Letojanni, corto, riceve bene però Renzo, schiaccia forte Matteo Bonati, 12 pari. Antonio Melara al servizio. Riceve il Toianni, Balsamo va verso posto 4 dove c'era Cortina, ben piazzato, ha sfoderato uno dei suoi colpi per ottenere il 13° punto. Palla girava un po'. E Letojanni però deve stare attento, non sta ricevendo benissimo i palloni della Jolly. Intanto Genovese l'opposto al servizio. Out. Fabio Remo al servizio in questo set per Letojanni. A fil di rete la battuta di Remo, Balsamo accompagnata di Fabio Remo, di Fabio Lino. Così dai, non ci stava più di tanto. Sì, un bagger. Nuovo vantaggio quindi per Letojanni. Spin, altro errore al servizio per la formazione ospite, 14 pari. E quindi aggiorniamo 6. Matteo Bonati va da Torre, è buono il colpo proprio di Torre. 14-15. Casanaro al servizio. Matteo Bonati, Remo va da Renzo a tutto braccio e c'è anche il fallo del muro di Balsamo. 15 pari. Sto vedendo Mister De Pina che dà indicazione a Michele Zerbonia, qualcosina da correggere per lui. La prima partita da titolare, seconda. Intanto Arena battuto per la Jolly 5 Frondi, Balsamo va dietro da Genovese. Dai! L'invasione di piede non ravvisata di Pasquale, forte. Cortina, la Zembacher tiene in gioco Pasquale Arena. Remo troppo vicino. Dionisio Di Pasquale ce la fa Dionisio, che mette giù il 16° punto. 16-15. Pasquale Arena al servizio. Basso il pallone di Torre, Genovese e Antonio Melara. Guarda, di rapina Melara. Questa palla. In discesa. Tiene quel braccio su, quanto basta per rimandare al mittente il colpo. 17-15, time out chiesto dalla formazione ospite con un break della Jolly 5 Frondi di +2.
Questi sono punti che caricano i giocatori. Squadre di nuovo in campo al Pallabonini di 5 fronti in questo secondo set, 17-15 locali. È pronto Pasquale Arena, come sempre da fondo campo, senza salto alla battuta. Sulla linea quasi. Tacco centrale. Stavolta non c'era nessuno in copertura. 17-16. Balsamo al servizio su Matteo Bonati. Bravissimo Renzo qui. Colpisce in pieno la mano di Chiesa ed è 18-16. Dionisio Di Pasquale al servizio. È lunga. Lunga la spin di Dionisio Di Pasquale che ha concesso il 17° punto a Letojanni. Adesso Letojanni al servizio con Torre. Out però, lasciano sfilare i giocatori della Jolly 5 fronti. Errore da una parte, errore dall'altra. Di nuovo a +2 la formazione di Defina. Settimo errore del Letojanni in questo. Renzo Flottante che rimbalza sul nastro e torna nel campo della Jolly. 19-18. Un pochino più di forza sarebbe passato. Sì. Cadendo a fil di rete. Battiato al servizio. Così la ricezione di Bonati. Renzo in bagger proprio per Bonati. Murato, c'è la copertura di Pasquale, ancora chiamato in causa Matteo Bonati. La copertura a fondo di Torre che schiaccia in pipe questo pallone. Che giocata di Torre. Difesa e attacco. E siamo sul 19 pari. Sempre Battiato al servizio su Matteo Bonati. Pallone che torna nel campo della Jolly. Ottimo il recupero di Battiato. Poi la schiacciata vincente. Passa di nuovo in vantaggio la Jolly. 20-19. Siamo a 20. Intanto cambio Gabriele. Esce Antonio Melara al servizio. Ed entra servizio. Tommaso Recchio. Tommy. Pelato anche lui. C'è questa usanza dopo esordi, dopo punti. Attenzione. Rimbalza sulla rete questo pallone. Stavolta rimbalza sul muro della Jolly. Si tuffaremo in bagger Matteo Bonati. Tocco del muro, schizza la palla. 21° punto per la Jolly 5 fronti. 19 quelli del Letojanni. Ancora Tommaso Recchio quindi al servizio per la Jolly.
sempre pallone flottante per lui. Su Tenuto Cortina, bene su dal Torre. Toianni. Forte la schiacciata l'opposto. di Genovese. Anche lui ha toccato il buon avversario, pallone comunque in campo, 21-20. Si è chiuso il cambio, quindi è uscito Orecchio, è rientrato Melara, poi Melara ha lasciato il posto al libero Zerbonia. Esce per le Toianni Genovese, rientra Giardina già nel primo set. Oh, così qua di Pasquale. Bonati, ancora Bonati. lui, Matteo Bonati a mettere a segno per la Jolly 5 Frondi, il 22esimo punto. Bonati 7 punti. 7 punti, muro a Per 3, Matteo Bonati. sfrutta le mani del muro, palla a terra, tocco del nastro. Tanto è stato cambiato l'alzatore nelle Toianni, Giardina tiene in gioco e poi salta Fasanaro. Sì, bisogna essere più presenti. 22-21. Dicevo, è stato cambiato l'alzatore nelle Toianni, è entrato Giardina Sì, al posto l'ho di detto Balsamo. poco fa. Ha chiamato formazione Remo. È entrato anche il numero 11. Che numero è? 17, ok. Buremi, quindi Buremi. stesso cambio di Sì, prima, sì, lo Buremi stesso per cambio. Balsamo. È sempre più o meno nello stesso momento del set. Remo Bello. cambia completamente Bravo. lato. Fabio Remo. L'alzata per Matteo Bonati. Guarda che bello l'abbraccio tra i due. Bello. Hai visto Remo? 23-21. La grinta di Fabio Remo. Matteo Bonati al servizio. Teso è lungo. Strano per lui. Lungo. Non ci voleva ora. Raramente vediamo un errore del servizio di Matteo Bonati. 23-22. Abbiamo Fasanaro ora al servizio con la sua spin. Invece Gianflot. Bene Zerbonia. Forte la schiacciata di Renzo, tiene bene Cortina. Out. Poi la schiacciata di Torre. Jolly Set al point set point per la Jolly. e chiama a time out ovviamente le Toianni, tutti e due sprecati in questo set. E forse per le Toianni un po' si fa sentire la mancanza di Giovanni Chillemi tra i titolari. Che salutiamo Giovi. Salutiamo anche lui. Tante stagioni, tante belle partite qui a 5 Frondi con Giovanni. Squadre di nuovo in campo dopo il time out richiesto da Letoianni. Sì, facendo adesso l'arbitro che tutti e due sono stati chiamati e poi ha chiamato anche formazione. Capitano è Cortina.
Pasquale Arena, Oh! pallone che ribalza sul nastro. 24-23, primo set point annullato. Come sempre la zona calda che non piace alla Jolly. Si chiude il cambio per la Sì, è Jolly, rientrato per la Balsamo al posto di Buremi e poi è rientrato Genovese al posto di Giardina. Giardina. Ed è proprio Balsamo ad andare al servizio. E chiama time out mister De Fina sul 24-23. Dicevo, no, è la zona calda, è la zona in cui la Jolly ha questi momenti e non riesce a sfruttarle. Il punteggio soprattutto a favore, perché in effetti la Jolly è sempre stata sotto nei momenti dei set point nelle ultime partite. Oppure ricordiamo la Jolly contro Palermo che non è riuscita a gestire i 6 punti di vantaggio. Questi momenti ce l'ha. Balsamo pronto, indicazioni di battuta lunga, forse su Renzo, infatti. Pallone alto, mette in difficoltà Renzo. Zerboni alza questo campanile verso Renzo, No, che Renzo però no. butta questo pallone sulla rete. 24 pari, si arriverà a 26. Un passo indietro Renzo, perché vedrai se verrà di nuovo la battuta su Renzo. Vedi? Esatto. Però questa volta Remo va dietro da Dionisio Di Pasquale, tocca il muro, recupera Genovese. Il duello aereo vinto da Melara. Antonio Melara. 25-24, altro set point a favore della Jolly. Si è arrabbiato tantissimo Balsamo con i suoi compagni. Ed è Dionisio Di Pasquale al servizio per la Jolly. Tenterà la spin. no. No, stavolta non forza. E mette in Su difficoltà Chiesa. Il bugger verso Torre. Tiene in gioco Matteo Bonati. Remo va da Emanuele Renzo che No. si coordina bene, ma il pallone è out. 25 pari, si arriverà a 27. Non ha chiuso benissimo Emanuele Renzo la diagonale nei 3 metri. Pallone out. Al servizio Torre. Vediamo se tenterà la spin. Spin per lui. Pesta. Forse pesta un po'. Bonati, Remo va E basta. da Renzo. Non ce che la fa stavolta Renzo mette a questa segno. volta. 26-25. Al Cardio Palma. Questo finale di set. Al Palabonini. Con Emanuele Renzo al servizio. Non salta nemmeno lui. Balsamo, l'attacco È centrale out! è completamente out. È E out! guarda come esultano i ragazzi di mister De Fina per questo set ottenuto. Finisce il digiuno per la Jolly Cinquefrondi dopo 3 partite a secco, 3 partite con 3-0 subiti. Vince un set ed è tutto da rifare per le Toianni. Come si dice nel calcio, 1-1 e palla al centro. In questo caso 1-1 e palla al fondo. Otto punti per Matteo Bonati in questo set. 2 per Pasquale Arena. Per Di Pasquale 2 punti, poi Renzo 4 punti. 3 punti Melara. Dall'altra parte abbiamo Battiato con 3 punti, Torre con 2 punti, Cortina con 2 punti, Fasanaro 1 punto, Balsamo 1 punto
e 3 punti per Genovese. Anche in questo set ci sono stati parecchi errori al servizio. 7 del Letojanni e la Jolly 4. Mentre vi ricordo di passare dalle nostre pagine social Facebook e Instagram di quella di Pinuccio per restare sempre aggiornati sugli eventi che manderemo in diretta. Un evento importante, e sento già la musichetta di sottofondo, l'affrontata di 5 Frondi dopo 2 anni di digiuno. Domenica in diretta trasmetteremo, vedremo dalle ore 10:45 più o meno. Sì, è stato il nostro primo evento mandato in diretta circa 20 anni fa, più o meno, non ci ricordiamo neanche più. 20 sono tanti perché Gabriele c'era. Almeno 15 anni sicuro. Sì, 15 ci stanno tutti. È stata una delle nostre prime dirette web. La prima diretta web. Abbiamo iniziato con la messa di mezzanotte con una webcam e poi abbiamo fatto l'affrontata un giorno di freddo e vento con Francesco sul balcone con la webcam collegata a una prolunga USB che utilizzava con 3 dita per seguire la processione. Beh ragazzi, è storia il gran raffreddore poi per il lunedì di Pasquetta. È la storia dell'edicola trainata dalla nostra passione che non si ferma. E non è un caso se vi raccontiamo tutto il campionato di Serie B della Jolly. Beh, abbiamo anche le partite, le dirette delle partite di pallavolo sono iniziate quasi contestualmente. Se non era quell'anno è stato poi il successivo. Poi l'appetito via mangiando. Ci sono stati eventi, ci sono stati i consigli comunali, siamo stati i primi a mandare un consiglio comunale in diretta web. Per la Jolly 5 Frondi ritorna in campo Max Lovetrone, quindi Dionisio Di Pasquale, Zerbonia, Bonati, Pasquale Arena, Remo, Melara e Lovetrone. Letojanni conferma Battiato e Buremi. Quindi Balsamo, Battiato, Buremi, ancora. Torre, Cortina, Tocca! Non ha toccato, è stato il riflesso. Sì, è giusto ragazzi, è giusto. Sì ragazzi, è giusto, tranquilli. È stato il riflesso del pallone, l'ombra del pallone a dare l'illusione ottica del tocco sul tetto del Palabonini. Quindi primo punto per Letojanni. È stata solo la sfiorata, è stata al millimetro. Non bisogna fermarsi finché non c'è il fischio dell'arbitro. Esatto. La Jolly ne sa come qualcosa. Nel calcio rigore è quando l'arbitro fischia. Balsamo al servizio su Lopetrone. Dionisio Di Pasquale qua era un po' arretrato. Sì. Aveva raccolto il pallone Massimiliano Lopetrone, ma nessuno in soccorso. E quindi break per Letojanni. Ci voleva uno col numero 118 che non c'è. In questo momento Letojanni in P1, Balsamo. Di nuovo sull'Opetrone, attenzione sì. Però ci ha messo una mano. Una pezza Remo, Lopetrone ancora, tocca le mani del muro avversario, recupera qui, bravissimo, Cortina e poi Balsamo e poi il tocco delle mani del muro della Jolly, 0-3. Tutta un'altra Letojanni in campo.
decisamente più svegli. Sì, la Jolly non chiude subito e dà la possibilità alle Toianni di ricostruire e contrattaccare. Sempre su Lopetrone, questa volta primo tempo. Recupereremo, l'alza Melara per Dionisio Di Pasquale. Non c'è il tocco del muro, 0-4. Balsamo ancora al servizio. Stavolta si ferma sulla rete, il primo punto della Jolly, 5 fronti di questo set, è un errore in battuta degli avversari. Lopetrone al servizio. Si aiuta con il nastro, recupera Balsamo, si coordina benissimo ma tiene bene Dionisio Di Pasquale. Bonati col petto, un po' di confusione in campo dei Toianni, e poi il monster block di Matteo Bonati. Piede 2-4 in piedi, dice di no il secondo, ma il piede sollevato non toccava la riga. Io non ho fatto manco il replay. Completamente, mi dicono, è entrato completamente col piede, già la seconda volta. Nel primo set non ha visto una clamorosa, poi ne riparliamo. Balsamo intanto, schiacciata di Buremi. Doppio muro. Tocco del muro, sì. Opla! La prende Dionisio Di Pasquale, Lopetrone in bagger per Matteo Bonati con il money out. 3-4. Ancora rincorre la Jolly, ma stavolta è sotto di 1 e non di 4. Massimiliano Lopetrone ancora al servizio. Riceve e attacca Torre. Recupera la Jolly. Dionisio Di Pasquale, Muro. Mamma mia, che colpo! Troppo arretrato quella palla alzata da Massimiliano per Dionisio Di Pasquale. Sì, il muro era dolomitico qui in questo caso. Cade proprio quasi sul puntino del centrocampo questo pallone. 3-5. Torre al servizio. Prova la spin. Tiene bene Dionisio Di Pasquale. Matteo Bonati, opla! Non se ne accorge Dionisio Di Pasquale che aveva la palla a portata di mano. 3-6. 2 muri. Torre ancora al servizio, sempre al limite del piede, sempre al limite. Matteo Bonati! Che colpo! 4-6. Dicevo, la battuta di Torre è sempre un po' al limite. No, questa volta ha toccato. I piedi non li guardano questi arbitri. Antonio Melara al servizio. Battuta dietro. Non è 4. Ancora muro del Jolly 5 fronti, salta di nuovo Arena. Melara così Melara non qua sapeva era che un po' fare. in confusione. Matteo Bonati tenta il money out, ma c'è l'ottimo recupero del Letojanni. Buremi rimanda di là, Lopetrone in difficoltà qua la Jolly, il bugger, e poi tenta ancora una volta il money out, non gli riesce. Matteo Bonati, il colpo che sembrava in, ma era out per l'arbitro. 5-6. E un bel po' di decisioni così dell'arbitro, perché questa sembrava in, era in, l'abbiamo vista dal replay. Diciamo, i due arbitri non sono tanto convinti, Vabbè, ci sono
ci ridà quella del piede, della toccata. Mamma mia, ce n'è stata una nel primo set assurda. Cioè, ha camminato nel campo, okay, che faccio? Campo avversario e non se ne sono accorti. Quello è un errore abbastanza grave. Melara al servizio per la Jolly. Jolly sempre dietro di uno. Lunga. Lascia sfilare Chiesa. 5-7. Esce Melara, entra Zerbonia con Battiato al servizio. Sistema ad una mano Fabio Remo per Arena, però Arena ha murato e non c'era la copertura. Sì, il muro era lì perché era andato già su una prima intenzione di Remo. Non ha dovuto fare altro che tenere le mani lì. Bonati riceve Remo, va proprio da Ligure che però stavolta colpisce troppo forte il pallone out. 5-9, di nuovo sotto di 4 la Jolly dopo lo 0-4 iniziale. Infatti time out chiesto da mister De Fina. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale YouTube di Colle di Pinuccio, se volete anche attivare la campanellina a fianco al tasto iscriviti, così in maniera da ricevere tutte le notifiche delle dirette. (5-9) squadre di nuovo in campo in questo terzo set al Palaponini di 5 Frondi. C'è Battiato al servizio. Molto teso su Bonati. Duello aereo, recupera Remo. Il bugger di Lopedrone per Matteo Bonati. Il recupero da fondo campo di Balsamo. E il muro della Jolly 5 Frondi con Arena e Bonati. Penso abbia toccato Matteo. 6-9. Remo al servizio. Lunga. Traiettoria insidiosa e buono il colpo di Cortina. Diagonale vincente. Era solo Dionisio Di Pasquale a muro e quindi aveva abbastanza spazio per colpire Cortina. 6-10. Buremi al servizio. Riceve Matteo Bonati, Remo la alza proprio dietro per Matteo Bonati, copre Chiesa, Balsamo va da Cortina, altro colpo forte di Cortina, altro diagonale. 6-11. Torna il Letojanni schiacciasassi. Sì, sempre su cattive ricezioni della Jolly. Buremi out, però prende Petrone. Forte la schiacciata di Dionisio Di Pasquale. La prende Chiesa che si scusa con i suoi compagni. 7-11. Cambio per la Jolly, esce Lopetrone, entra Renzo, il cambio che abbiamo visto nello scorso set.
Matteo Bonatti al servizio, così la ricezione del Letojanni Cortina, sceglie il colpetto, se la chiama Zerboniella, Zenbacher per Emanuele Renzo, lungo linea vincente, 8-11. Cosa? Non gli piace la musica all'arbitro? Noi dobbiamo cambiare nastro. Dobbiamo cambiare cassetta. Non le piace la musica all'arbitro? Non ho capito. Boh, cosa strana. Matteo Bonatti. Chiesa riceve, attenzione. Balsamo va da Cortina, ancora una volta la combinazione vincente del Letojanni è sempre quella, l'asse Balsamo Cortina, e la Jolly non riesce a contrastarla più. 8-12. Proprio Cortina al servizio. Da fondo riceve Renzo. Remo va al centro da Pasquale Arena. Ottimo il suo colpo. Non riesce a tenere in gioco Chiesa e quindi 9-12. Arena al servizio. Su Chiesa. Opla! Ah, calpesta però. Questa volta l'hanno guardato il piede. Sì. Sì. Quindi 10° punto della Jolly. Qualcosa da ridire ancora l'arbitro? Sto cercando di capire dal labiale ma non si vede. Boh. Pasquale Arena al servizio, riceve Letojanni, Balsamo va da Torre, tiene in gioco la Jolly 5 Frondi, il recupero del Letojanni, Balsamo va al centro ed è un colpo vincente quello di Fasanaro per il 10-13. Ecco, l'abbiamo visto anche il replay. Fasanaro pronto al servizio. Riceve Renzo, Remo, l'attacco centrale di Melara. Zerbonia in bagger per Di Pasquale, mani out. 11-13, stavolta Dionisio ha visto ben piazzato il muro, allora dice lascia che colpisco forte, magari mi va bene, e infatti pallone casca vicino al seggiolone dell'arbitro. 11-13. Dionisio Di Pasquale a servizio. Spin per lui. Su Bella. Chiesa che tiene Torre. E là. Sempre da posto 4 il Letojanni. 11-14. Balsamo al servizio. Alta la prende Renzo. Dionisio Di Pasquale chiamato in causa, si scusa con i suoi compagni, cerca ma non trova un lungolinea.
11-15. Cambio del pallone, Balsamo non sul pallone, disinfettante sul pallone, e Balsamo al servizio. Ancora Balsamo, sempre su Remo va da Renzo, è forte il suo colpo, recupera però Letojanni, altro grande recupero della formazione ospite. Remo va ancora da Renzo, colpisce l'asta. 11-16. era in ritardo. Ne può approfittare per volare via il Letojanni. Adesso a più 5, il più largo distacco in questo set. Ancora Balsamo, lunga serie. Riceve la Jolly, Remo va al centro, in pipe Matteo Bonati. 12-16. Sta attaccando alla grande Matteo Bonati e sta trascinando i suoi compagni in questa partita. Fino a questo momento 15 punti totali per Matteo Bonati. Out! Spara un colpo di cannone Emanuele Renzo. 12-17. Torre al servizio, spin per lui, sì, si prepara, sì. Spin su Bonati che tiene bene, Remo va proprio da doppia. Matteo Bonati. Sì, era una doppia di Fabio Remo. Si lamentano i giocatori del Letojanni. 13-17. Ha lasciato scorrere l'arbitro di gara e ne ha approfittato. C'è questa nuova, Jolly, chiamiamola regola, dettata dalla federazione, del lasciar giocare e di chiamare meno le doppie. Melara al servizio. Out, forse era destinata out, l'ha presa comunque Chiesa. Smorza l'attacco Arena. Cercato e trovato Dionisio Di Pasquale che mette a segno il 14° punto. Antonio Melara al servizio per la Jolly. Su Chiesa, Balsamo ad una mano, sistema il pallone per il numero 3 Battiato. 14-18. È proprio Battiato ad andare al servizio. Stavolta salta Battiato, la gioca la Jolly con Matteo Bonati. Il fallo del muro, sa che ha toccato il numero 7 Fasanaro. Salta male e prende la rete. 15-18. Remo al servizio. Remo al servizio, sì. Su Torre. Out. Il colpo di Cortina. 16-18. Applausi del Palabonini, le indicazioni di mister De Pina. E ancora Fabio Remo al servizio. Sempre su Torre. Ehi! La prende Fabio Remo, Renzo recupera e Zerbonia rimanda di là. Un pallone che era al limite. Il pallone poi rispedito al mittente Matteo Bonati. Muro. 17-18, le Jolly di nuovo a -1. Cambio in vista per Letojanni. Esce Bureni e rientra Genovese.
Sì, Buremi chiamato in causa 2 volte, non ha schiacciato alla grande, e quindi posto di nuovo per Genovese. L'attacco centrale non riuscito da Fasanaro, forse non si aspettava questo pallone per lui, infatti io vedevo più un pallone per l'opposto, per Genovese da parte di Balsamo, invece ha scelto il primo tempo e... Tanto time out per Sì. Letojanni. Sul 18 pari. Io ne approfitto per Letojanni che era raffreddare le sopra di orecchie. 5 punti. La Jolly è riuscita a recuperare. Squadre di nuovo in campo al Palla Bonini. Terzo set, 1-1 di set, 18 pari. Fabio Remo sempre al servizio. Sempre, no, questa volta non era su Torre. Pipe, però calpesta. Calpesta. E passa in vantaggio la formazione di Mister De Pina. Sempre su Torre sta. Recupera la Jolly Matteo Bonati. Sempre lì al centro questo pallone. La Pipe stavolta viene ritentata, ma calpesta nuovamente. Calpesta nuovamente. 20-18. È Torre che sta facendo questo fallo? Torre. 2 volte di fila per Torre l'errore. Ancora Remo al servizio. Così così questa ricezione. Cortina. Out. Non c'è il tocco del muro. E più 3 della Jolly 5 Frondi. E Time altro out. time out chiesto da Letojanni. Dopo quello del 18 pari, quello del 21-18. Sono quanti punti di fila della Jolly? Dal Da 14-18. 14-18 a 21-18. Fabio Remo ancora al servizio per la Jolly 5 Frondi. In questo momento avanti di 3. Era sotto di 5. Sempre su Torre. Pallone che torna nel campo della Jolly. Remo, Oh! pallone così così per Di Pasquale. Sì, ma c'era... sì, ragazzi, c'era l'invasione probabile di Pasquale. Eccola, l'abbiamo vista. Ma non è entrato Di E Pasquale, è poi rimasto sulla si era linea. fermato il numero 7 che era stato colpito. In effetti, Sulla linea. Però il piede il numero sulla 6 linea. Cortina era. Ma Dionisio aveva il piede sulla linea, Gabriele. Rimandalo. No. Vedi che ma è fuori dal qua. campo. Fuori dal campo, sì. È fuori dal campo. Sì, fuori. Era questo il dubbio, vedere se era fuori o se era dentro. Ma è fuori dal campo. Il fallo non È c'è. fuori dal campo. Il fallo non c'è, non è un contrasto fuori. di gioco. 22-18. Sta di fatto che Cortina poteva continuare a giocare e invece si era fermato per protestare con l'arbitro. Esatto. E infatti Balsamo aveva offerto il pallone per lui, ma doveva giocarlo. Si era fermato. 22-18. Eccolo qua. Sì, è fuori. Forse Cortina è sulla linea, ma il piede di Dionisio era fuori. È fuori dal campo. Si vede. Un cartellino forse ci può stare dopo queste proteste del Letojanni.
Abbiamo fatto la ripresa e c'è. Gioco che può riprendere Fabio Remo, così ancora la ricezione del Leto Ianniforte, il colpo su Renzo, pallone che schizza via sul muro della palestra, 22-19, spezza questi 7 punti consecutivi del Jolly 5 Frondi, la Samam Costruzioni Volley Leto Ianni. E adesso al servizio c'è Genovese. Genovese all'opposto, con la spin. No. Bonati così, Remo sistema ad una mano e Dionisio Di Pasquale sfodera un grandissimo colpo per il 23-19. Ma grande l'alzata di Fabio Remo. Cartellino giallo per Leto Ianni. Dopo quella protesta anche sul tocco di Remo. Ora ci stava il cartellino, già ci poteva stare ci stava prima. Il rosso. Sono in effetti sì. Prolungate le proteste. Sì, ci stanno. Leto Ianni che un po' ha perso la testa, deve stare calmo e rispondere con l'esperienza, con la tattica ai colpi della Jolly 5 Frondi. Intanto errore al servizio di Matteo Bonati, 23-20. Non prende proprio la palla, stava per passare sotto. Dalla parte opposta si prepara Cortina. Intanto cambio. È il solito cambio. Giardina per Balsamo. Cambio di alzatori, esce Balsamo, entra Giardina. Loro ce l'hanno. Chiama formazione poi il capitano Fabio Remo, mentre è pronto al servizio Cortina. Da fondo campo Cortina riceve Zerbonia e muro vincente di Torre su Dionisio Di Pasquale, 23-21. E siamo sempre in quella zona lì, Gabriele. Sì. Infatti mi ricordavo anche nello scorso set c'è stato 23-21, che poi time out Jolly. Nello scorso set 23-21, 23-22, poi 24-22 e poi siamo arrivati fino al 27-25. Time out chiesto da Mister Defina. È il secondo. Sì, e il primo era sul 5-9. Tutti e 4 i time out sono stati chiamati in questo set. Leto Ianni no, uno solo sul 21-18. Ah, Leto Ianni 1? Sì. Ah, ok. Cortina al servizio, non forza. Manda la palla di là, Gabriele. Vuoi vedere? Visto? È in zona di conflitto. Poi Remo sistema per Emanuele Renzo. Out. Il mani out, 24. I punti del Jolly, 21. Quelli del Leto Ianni. Mentre si chiude il cambio del Leto Ianni, esce Giardina, rientra Balsamo. Arena al servizio. Arena in zona di conflitto, si è ritrovato Cortina a riprendere 4. questo pallone, eventuale 4, ha toccato, secondo l'arbitro ha toccato Melara, recupera Remo, Arena si tuffa, Renzo a chiudere questo fantastico terzo set della Jolly 5 Frondi, 25-21. L'esultanza dei ragazzi di Mister Defina. 2-1 di set per i padroni di casa. Un punto portato a casa dei 3 che ci servono, Gabriele. Sì, molto importante, molto importante. È un punto, sì.
punto contro, chiamiamola, testa di serie, è in testa dalla prima giornata il Letojanni, in testa alla classifica. La classifica la vediamo? Ce l'abbiamo aggiornata? No. Non l'hai aggiornata? No. Vabbè dai, allora fa niente. Ti serve? Al massimo la mandiamo dopo. Se riesci a fare un miracolo, un mezzo miracolo al volo, sì. Se ce la fa. Magari inizio a leggerla intanto. Ok, leggila, va, che facciamo prima. Allora, il Letojanni è primo, Ma va. ovviamente, a 54 punti, con 18 partite giocate, 18 partite vinte. Poi abbiamo Raffaele Lamette seconda, 46, 19 giocate, 15 vinte, 4 perse. Siracusa terza, 38 punti, 20 giocate, 13 vinte, 7 perse. Poi Universal Catania quarta, 35, 20 giocate. Costa d'Oggi Papire quinta, 35 punti con 20 partite giocate. Volo Saber Palermo 35 punti, sesta posizione, 20 partite giocate. Aquila Bronte Catania 30 punti, settima in classifica anche Aquila Bronte con 20 partite giocate, 10 vinte e 10 perse. Partinico Palermo ottava posizione, 25 punti, 20 giocate. E la Jolly Cinquefrondi 22 punti, nona posizione, 17 giocate, con questa contro le Letojanni 18, 8 vinte, 9 perse. Volle Catania decima posizione a 12 punti, 11esima posizione per Vibo Valencia, mentre c'è il povero Gabbiano al palazzetto. Dicevo, la Tonno Callipo con solo 8 punti, 20 partite giocate. Poi ultima la Gupe Volley con 8 punti e 20 partite giocate. Gupe Volley che comunque ha l'Under 19. Ma siamo sicuri che sono 3 punti? Quante Gupe partite Volley, sono rimaste? Ho visto, ho letto sulla pagina della Gupe che l'Under 19 è arrivata in finale regionale e la maggior parte dei ragazzi hanno giocato contro la Jolly Cinquefrondi. Fino a questo momento Letojanni ha perso solo 6 set in tutto il campionato, quindi in 22 partite. Quante sono le partite? 22 totali? Sì. 22 totali. Squadre di nuovo in campo qui al Pallabonini di Cinquefrondi. 2-1 di set per la Jolly. Parte il Letojanni al servizio con Balsamo. Pallone che rimbalza sulla schiena di Mellara. E quindi il primo punto. Ricezione pessima. Il Letojanni. 0-1. Balsamo al servizio, riceve Renzo, sistema il pallone Remo per Renzo, il muro della Jolly, Cortina, Balsamo, pallone lungo, riesce a sistemare Torre, Bonati in bugger per Dionisio Di Pasquale, sbuccia le mani del muro avversario, Balsamo va al centro in controtempo, la copertura a fondo di Bonati, poi c'è Renzo per la Jolly, però sbatte contro il nastro ed è 0-2. Non è 4 ma è... Non c'è quarto tocco. Ancora Balsamo al servizio. Renzo, altro errore in ricezione della Jolly. E viene murato Emanuele Renzo, 0-3. Renzo che parte titolare in questo set al posto di Lopetrone. Iniziano le ricezioni un po' difettose, costruzione idem. A fil di rete questa battuta l'ha ricevuta Matteo Bonati, ancora una volta la Jolly non passa di là con Emanuele Renzo. 0-4. Bisogna cambiare
Bisogna cambiare. E ricordati che la Jolly ha un alzatore in questo momento che è nato schiacciatore, ha proseguito diventato come libero e adesso è alzatore, quindi non riesce ancora a gestire al meglio la regia della squadra. Così ancora la ricezione della Jolly, sistema il pallone Renzo, Balsamo va al centro, il pallonetto, tenta di recuperare la Jolly, 5 pronti. Questo mi sa che è un'invasione. Non lo so se è invasione. Abbiamo capito che Dionisio vuole andare a giocare alle Toianni. Time out chiesto da mister De Fina. Un altro blackout iniziale della Jolly 5 fronti, l'abbiamo visto nello scorso set, però sì, era ora uno è peggio, 0-4. era uno 0-4, ora siamo 0-5. Mentre deve continuare a tenere questa concentrazione Letojanni, che sa di essere superiore, ma non deve sottovalutare gli avversari. In questo momento Letojanni sotto 2-1 di set. Sì, è la prima volta che Letojanni si trova sotto di 2 set. Sì. Matteo Bonati riceve per la Jolly, continuano queste ricezioni un po' difettose. Free ball la sfrutta Letojanni con l'attacco centrale forte di Battiato. 0-6. È scomparsa la ricezione della Jolly, ne approfitta Letojanni. Sì, su una battuta comunque non irresistibile di Balsamo. Si trovano sempre in difficoltà. Questa volta Bonati. meglio. Sì. Attacco centrale Murato Melara. Remo sistema il pallone ancora, tentativo con Melara. Poi la schiacciata forte del numero 12, recupera Zerbonia, rischia di farsi male e poi tenta il tutto per tutto la Jolly 5 fronti, ma non riesce. 0-7. Cambio in vista per la Jolly, esce Emanuele Renzo, entra Massimiliano Lopetrone. Serve una mano in ricezione. Riceve Max Lopetrone ed è subito una buona ricezione. Dionisio Di Pasquale da Suzia ottiene il primo punto per i suoi compagni di squadra. 1-7. Sì, c'era andato Genovese. Pasquale con la spin forte, tiene bene Torre. Balsamo va in pipe out. Pipe di Cortina out. 2-7. E quindi è pronto ancora Dionisio Di Pasquale al servizio. Out di poco. Il suo colpo. Leggono benissimo i giocatori del Letojanni. 2-8. Spin per lui, la tiene Dionisio Di Pasquale in difficoltà qua la Jolly. Vai. Tenta la pipe Matteo Bonati, ma il pallone rimbalza sul nastro. 2-9. No, sotto il nastro, a metà rete. Sulla rete, no. Del tutto, sì. Torre. Servizio spin di Torre.
Questa volta è corto, la tiene in gioco Melara. Lo Petrone schiaccia per la Jolly. Balsamo. Non ci arriva Battiato. Questo duetto Balsamo-Battiato non va. Ma è stato bellissimo. Non ha un acuto. Battiato che cercava il pallone in aria e quindi muoveva a casaccio le mani perché cercava di rimanere in aria. Sotto la rete. Si ferma sulla rete il servizio di Lo Petrone. 3-10. Se incominciamo a regalare anche questo. Tanto Battiato al servizio. È escluso dalla ricezione il giovane Zerbonia, Gabriele. C'è Dionisio Di Pasquale. La combinazione fast vincente. Anche... Primo tempo con Antonio Melara. 4-10. Bella combinazione con Remo e Melara. Ed è Melara al servizio. Il muro di Arena, l'ottimo recupero di Chiesa. Doppia. Forte la schiacciata di Genovese, ma sbatte contro il muro avversario. Balsamo ancora dietro da Genovese. Due volte il muro. Il muro della Jolly 5 Frondi. 5-10. Antonio Melara al servizio. Su Chiesa, pallone che torna nel campo della Jolly, salta Arena ma viene recuperato. E ancora Reno. No, dai! La tieni tu, la tengo io questa palla. E si insacca poi, ottimo il muro di Pasanaro su Matteo Bonati. 5-11. Facevano, sembrava la patata bollente prima il pallone, che se la rimandavano quando la da una parte regali. all'altra. Tanto Genovese l'opposto. Riceve Max Lo Petrone, Remo va in pipe per Dionisio Di Pasquale, forte il suo presa. colpo, forse era un po' accompagnata, ma comunque 4 tocchi del Letojanni. 6-11. Fabio Remo al servizio. Ancora un po' difettosa la ricezione. Comunque la gioca Letojanni, il muro della Jolly Balsamo. In copertura Genovese chiamato in causa, è forte, tiene in gioco Michele Zerbonia. Balsamo stavolta cambia lato, pallone lungo, la prende Lo Petrone, alza in bugger Arena ma è free ball. Chiesa, Balsamo va in pipe out. Out, il colpo di non era Fasanaro. 7-11. Chiamato time out Letojanni. Tre punti di fila della Jolly. Cinque, 6 e 7. 5-11, 6-11, 7-11. 6 e 7. 2 punti. Ah, ok. Squadre di nuovo in campo dopo il time out del Letojanni. La Jolly che deve sfruttare i momenti di blackout della squadra avversaria. Fabio Remo è pronto al servizio. Su Cortina. Oh! Rimane in mano quel pallone a Zerbonia. Sì, c'è stato il cambio di traiettoria dopo il tocco del muro. 7-12. Pallone su Arena. In bugger Remo per Di Pasquale che vede
il muro piazzato e sceglie di non sforzare più di tanto l'attacco. Sì, muro a 3, sfrutta la parte bassa con Balsamo. 8-12. L'esterno del muro. Matteo Bonati al servizio. Teso su Chiesa. Zona di conflitto. Recupera Lopetrone che aveva saltato a muro. La pipe di Matteo Bonati che si ferma sul nastro. Era bassa. 8-13. Il più prolifico della Jolly. Adesso sembra un po' stanco. Sì. Fasanaro al servizio per Letojanni. Cioè Matteo Bonati, una riflessione difettosa. Sì. Ne approfitta Letojanni. 8-14. Non ha funzionato ancora la ricezione della Jolly in questo set. Nei precedenti set Remo deve sempre correre alla rincorsa. erano riusciti a recuperare un po' le ricezioni, gli errori di ricezione. Adesso no. Remo, Lopetrone recupera Letojanni, pipe forte, pallone che torna nel campo del Letojanni dopo il tocco di Remo genovese. Ancora Remo, Zerbonia in bagger, un pallone alto per Dionisi Di Pasquale. 8-15. Il più piccolo con il più grande, Zerbonia e Di Pasquale. Time out di Mister Defina. Già 2 i time out chiesti dalla Jolly. Servizio Letojanni dopo il time out della Jolly. Riceve Matteo Bonati, Remo in bagger per Lopetrone, out il suo colpo. 8-16. Non c'è più in campo la Jolly dopo il terzo set vinto. Chiama formazione Fabio Remo mentre Defina dà le indicazioni ai suoi giocatori. Una specie di time out quello di Mister Defina dalla chiamata di Remo. Fasanaro sempre al servizio. C'è la Jolly con Bonati, poi Lopetrone, eccolo! Si sblocca. Eccolo, il colpo che mancava. 9-16. Pasquale Arena sulla rete. 9-17. Balsamo riceve Lopetrone, Remo in bagger da Lopetrone, Balsamo difende, Chiesa in bagger per il numero 12 del Letojanni che viene murato, il colpetto ma recupera Remo
Bonati alza per Dionisio Di No. Pasquale, pallone che si ferma sulla rete. 9-18. Molto stanca la Jolly in campo. Sì. Non è più abituata ad andare al quarto set. Balsamo riceve Lopetrone, Remo va al centro. Melara. Bella la combinazione Melara-Remo. 10° punto per la Jolly 5 Frondi. Dionisio è stanco, considera che durante la settimana lavora, anche stamattina era al lavoro e si sente. Muro di Remo! Remo! Grandissimo muro del più piccolo lì davanti. 11-18. Non solo un Di Pasquale stanco, ma anche un Di Pasqualino in tribuna è stanco. Troppo veloce. C'è un Di Pasqualino in dormendo? tribuna, sì. Ovviamente parliamo del figlio di Dionisio Di Pasquale, sempre presente. 11-19. Torre al servizio. Spin. Forte la spin, tiene Matteo Bonati. Remo va da Lopetrone che però viene murato. Genovese. Cambio, 11-20. esce Lopetrone, rientra Renzo. Quindi si chiude il cambio. Sì, Rientra lo Renzo. stavo anticipando, ma stavo per dirlo e ho visto muoversi dalla panchina, dal quadrato. Torre con la spin. Wow, ottimo salto. Forte la Bene. schiacciata di Dionisio Di Pasquale, tiene Balsamo e free ball. Dionisio per Remo, va dall'altro lato da Renzo, pallone che rimbalza, si tuffa Zerbonia ma non riesce a tenere in gioco il pallone. 11-21. Vabbè. Hop! Sull'asta il colpo di Torre. 12-21. Renzo al servizio. Su Chiesa. Pallone che gira. E pallone che gira anche. Tiene in gioco Zerbonia. Balsamo. Tiene in gioco Bonatti che rimanda di là. Balsamo ancora. Si propone Torre verso Genovese che ottiene il money e out. 12-22. Mantiene il distacco di più 10 le Doianni. Sì, ora si va al tie break. Jolly già proiettata al quinto set. Poteva giocarsi già la salvezza in questo set, ma è partita malissimo e ha perso a livello fisico e mentale. Bonati è in il suo colpo. 13-22. Melara al servizio, riceve Torre e il pallone poteva essere un'accompagnata qua.
rimanda della Arena per il Balsamo coperto per Letojanni, gioca la Jolly adesso con Dionisio Di Pasquale lungo linea vincente, 14-22. Tommy Cambio. nell'area, rientra Orecchio al servizio, cambio già visto. Dopo su Torre, Balsamo, attacco centrale, si tuffa ma non riesce a prenderla Renzo, 14-23. Genovese al servizio. Renzo riceve Remo, cerca e trova Arena. Genovese, pallone che rimbalza sul nastro, ma non si tuffa nessuno nella Jolly. Sì, non si sta attenti in autocopertura. 7 10 points, 10 a disposizione per Letojanni. Riceve Renzo, cerca di sistemare il pallone a Jolly, poi rimanda di là con Zerbonia. Balsamo va in pipe forte e chiude questo set a più 11. Il volley Letojanni 14-25, 2-2 di set. Primo set 19-25, secondo set 27-25, terzo set 25-21, quarto set 14-25.
Squadre pronte per questo quinto set. Nella Jolly partirà titolare Emanuele Renzo. Il Letojanni per mantenere il titolo di imbattuti. La Jolly 5 Frondi per ottenere il massimo da questa partita. Già un punto pesantissimo l'ha conquistato contro la capolista. Chissà se saranno due. Servizio Jolly con Fabio Remo, riceve Letojanni, Balsamo, il muro della Jolly 5 Frondi, copre Chiesa, ancora da quel lato il Letojanni, pallone che era sulla linea secondo me, ma davanti agli occhi di De Fina. Comunque non hanno protestato i giocatori del Letojanni. 1-0 quindi per la Jolly 5 Frondi. Remo al servizio, parte un missile, 1 pari. Abbiamo perso il replay per strada, anzi abbiamo perso la cam per strada. Ok, ce l'abbiamo, sta andando a scatti. Comunque in questo momento cerco di raccontarvi cosa sta succedendo. Dionisio Di Pasquale schiaccia forte, tiene bene il Letojanni che risponde dall'altra parte con un Torre abbastanza stanco, tenta il pallonetto ma il pallone rimbalza sulla rete. 2-1 per la Jolly. Abbiamo la cam che sta andando a scatti alla grande. Abbiamo la cam, ok, si è ripresa la cam. Oh, il colpo, poi tenta Remo il recupero. Un pallone che finisce sui finestroni della palestra, 2 pari. E Torre al servizio. Tenterà la spin e occhio al piede, no, abbastanza largo, riceve Renzo così, tenta Remo di recuperare, recupera poi Dionisio Di Pasquale, Chiesa, Balsamo e attacco centrale vincente di Battiato. 2-3. Al quinto set ogni punto è un calcio di rigore. Torre al servizio. Riceve Dionisio Di Pasquale questa botta forte. Renzo chiamato in causa. La copertura della Jolly. Bonati in bugger per Renzo, perché però manda completamente out il suo attacco. 2-4. Ancora Torre quindi al servizio. Sì, questa volta l'ha visto l'arbitro, il fallo di piede. 3-4. Arena al servizio. Riceve Torre primo tempo. Oh, tocca il muro di Melara. 3-5. Continua il +2 del Letojanni.
Renzo riceve, Remo, bella lazzata all'indietro per Dionisio Di Pasquale, forte colpo su Balsamo, però recupera free ball con la Jolly con Renzo che colpisce ancora una volta Balsamo, questa volta però non riesce a tenere in gioco il pallone. 4-5. Dionisio Di Pasquale al servizio. Ferma sulla rete. 4-6. Remo la alza per Bonati, in pipe forte Genovese, però tiene in gioco Chiesa, recupera e Genovese rimanda di là. Gioca la Jolly ancora in pipe con Bonati, qua ci poteva stare un'accompagnata. Quattro, sette. Non era un bug, Sì, non era con le mani unite, non era in bugger. Se non mi sbaglio era Genovese, quindi ci poteva stare la palla accompagnata. Il punto era di Genovese. Proprio Genovese al servizio, jump float per lui che si ferma sulla rete. 5-7. Emanuele Renzo al servizio. Flottante per Renzo, riceve Chiesa, Balsamo va in pipe forte con Torre, non riesce a tenere in gioco Renzo e quindi 5-8 e cambio campo. Giustamente squadre che devono subito rientrare in campo. Dall'altra parte non c'è nessuno. Ho capito. Richiama di qua che sono tutti in campo. Di là c'era solo il dirigente in campo. Chiamato in causa Lopetrone nella Jolly, si siede in panchina. Remo, l'attacco centrale con Melara, qua pure ci poteva stare forse un tocco accompagnato di Remo. Oh, forte la schiacciata di Torre a tutto braccio. Forse poteva lasciar sfilare Di Pasquale, ma era lì e quindi distinto la prende. 5-9. Cortina al servizio. Chiama time out da Jolly.
squadre di nuovo in campo. Cortina è pronto al servizio, ma è pronto anche un cambio per la Jolly. Esce Renzo, entra Lo Petrone, solito cambio che stiamo vedendo e rivedendo in questa partita. De Pina non riesce a trovare lo schiacciatore giusto per lui. Remo va da Bonati, palla spinta, l'autocopertura di Balsamo. Torre schiaccia forte, tiene Max Lo Petrone. Remo in bugger per Bonati che la schiaccia, tiene Chiesa. Il muro di Melara. Remo va da Matteo Bonati che colpisce male. Chiede il tocco Matteo Bonati, ma non c'è. Lo chiede anche mister De Pina, ma è 5-10. Hanno completamente mollato dal quarto set i giocatori della Jolly 5 Frondi. Riceve Max Lo Petrone, Remo va da Bonati che questa volta schiaccia bene, ma c'è l'ottimo recupero del Letojanni. Remo rimanda di là. Il bel colpo di Fabio Remo d'astuzia, 6-10. Arrivano i complimenti dalla tribuna per Fabio Remo, che sta crescendo come alzatore. Sì, e se la ride lui sotto rete che ha sentito i complimenti. Tanto Tommy Orecchio pronto al servizio. È entrato al posto di... lunghissima. Sì, era entrato al posto di Melara, poi out il servizio di Tommaso. (6-11) a meno 4 sono alle spalle. Meno 4 dalla vittoria. Fasanaro teso, Bonati così così, la pipe di Dionisio Di Pasquale. È indeciso l'arbitro, poi assegna il tocco del muro. E se non mi sbaglio Balsamo l'ha detto, perché c'è stato anche il fair play tra Dionisio Di Pasquale e Balsamo. 7-11. Il secondo arbitro che si era schierato dalla parte della Jolly, poi ad assegnare il punto è stato il primo arbitro. Tiene in gioco Michele Zerbonia, l'alzata di Remo. Bonati recupera Balsamo, altro immenso recupero del Letojanni. Remo va da Bonati che questa volta mette a segno l'8º punto per la Jolly 5 Frondi. Remo al servizio, riceve bene il Letojanni che schiaccia adesso la diagonale nei 3 metri di Torre. 8-12. Ne ha ancora Torre, non è per niente stanco, sfodera un grandissimo attacco. Balsamo al servizio sull'8-12. Al servizio Balsamo, Matteo Bonati. Remo va dall'altro lato, possibile la doppia, ma lascia giocare l'arbitro. È free ball a campanile questo pallone. Zerbonia, Remo va dietro da Matteo Bonati, schiaccia forte ma non trova l'incrocio delle linee, pallone out. 8-13. Stavolta è a meno 2 il Letojanni dalla vittoria. 8-13, time out De Pina, time out Jolly. Vedi quando una squadra vuole mantenere l'imbattibilità in campionato,
si nota, soprattutto con i colpi di Torre, il colpo che abbiamo visto in precedenza. Colpi di Torre e di Alfiere, poi c'è l'arrocco sul re. Ti sento basso, non so cosa hai detto, ma comunque va bene. 8-13, squadre di nuovo in campo. Balsamo a fil di rete, tiene Bonati. Remo al centro, Pasquale Arena. Si era tuffato lo stesso Balsamo, ma il pallone finisce poi out. 9-13. Servizio di Matteo Bonati. Riceve Letojanni e Balsamo non trova al centro Battiato ed è 10° punto per la Jolly 5 Frondi. Ancora Matteo Bonati al servizio. Balsamo sistema questo pallone per il centrale Battiato, ma c'è un fallo, invasione di Balsamo probabilmente all'alzata. Di Balsamo, sì, durante l'alzata. 11-13. E time out Letojanni. Matteo Bonati ancora per la Jolly, molto teso, si aiuta col nastro, attacco centrale, stavolta mette a segno Battiato. 11-14, 7 match point per Letojanni, anzi scandisco meglio, set and match point. Ok, come 7? Perché 7 point che ha detto? Ci stiamo sentendo poco, io ho detto set and match point. Torre al servizio, pin per lui, tiene Dionisio Di Pasquale, Remo la alza per Max Lopetrone, nastro, forse non protesta nessuno, forte la schiacciata di Dionisio Pasquale, pallone di nuovo nel campo della Jolly, ancora Max Lopetrone, recupera Arena, forse una doppia, comunque si gioca il muro del Jolly, pallone recuperato miracolosamente dal Letojanni. Bonati, Remo dietro da Dionisio Di Pasquale, che però fa invasione di piede e si chiude qui così, dopo un bello scambio tra le due squadre, ottimi recuperi da una parte e dall'altra, si chiude così la partita. 11-15, questo quinto set, non siamo abituati ad arrivare a questo orario. Sono le 22:58. 3-2, applausi del Palamonini, applausi alle due squadre da una parte e dall'altra. Letojanni ha sofferto tantissimo, primo 3-2 subito in campionato, ma comunque mantiene l'imbattibilità. Sono tanto stanchi i giocatori del Letojanni che non erano abituati ad arrivare a questo. Torre sdraiato, ormai esausto. Comunque un punto d'oro per la Jolly 5 Frondi, che adesso aspetta di giocare il recupero a Catania venerdì. Vedremo se li seguiremo in diretta, molto probabilmente avremo un collegamento da remoto, non lo so, facciamo qualcosa, vedremo. Non so se vogliono fare... Sì, vogliono fare, penso, l'intervista al DS Belcastro.
Però deve venire qua, perché non abbiamo il microfono. E neanche la telecamera. Sì, in effetti sì. Gli applausi per la regia di Fabio Remo lì a bordo campo. Che è inutile che troppo lontano potrei. Sai cosa? Posso provare a tentare di fare con la. Ma non abbiamo i microfoni. Non abbiamo portato i microfoni, quindi deve venire per forza deve qui. venire per forza qua. Non c'è possibilità. Devo cedere la mia cuffia. Non so se riusciamo a farci vedere. Adesso. Vedi se riesce a girare la cam. Giusto un po', giusto per farci vedere. Allora, siamo qui con il DS Vincenzo Belcastro. Vincenzo, prima di tutto ti chiedo un giudizio sulla partita di oggi. Non era assolutamente facile per la Jolly Cinquefrondi, un risultato completamente inaspettato questo 3-2. Ma allora, vabbè, contro una grande squadra, non una bella squadra, una grande squadra oramai nei playoff che se la lotterà sicuramente con l'altro girone. Sapevamo dovevamo fare l'impresa, abbiamo giocato una bella partita e sicuramente poi alla fine è venuto fuori la forza di sta squadra, l'esperienza di sta squadra rispetto ai nostri, che sicuramente hanno tenuto sicuramente un punto inaspettato che fa classifica. Esatto, perché mancano solo 2 punti per la certezza e venerdì a Catania sarà una bella partita. No, allora le partite saranno mercoledì, c'è stata un'ulteriore variazione della federazione. Le partite saranno mercoledì prossimo a Catania e poi venerdì in casa qui da noi. E non so se mancano 2 punti, dipende dal risultato che farà Catania sicuramente. Certo, vincere una delle 2 con Catania significa matematica, non solo, nemmeno andare ai play out, quindi, perché ci sono i play out. Quindi vincere una delle 2, nel caso... speriamo di no, non dovessimo vincere una delle 2 partite con Catania, sicuramente ci servono altri punti. A dire la verità ci servirebbero altri 4 punti a quel punto. Ah, ok, quindi il gioco di parole. Il gioco di parole. Ora ti chiedo Ma sicuramente una bella... dimmi. Un giudizio sull'andamento della squadra, un po' barcollante, no? In questa partita parli o in generale? In generale. Allora, in generale sicuramente veniamo fuori da un periodo poco felice di risultati. Non ha aiutato tanto anche tutti questi cambiamenti, perché consideriamo le ultime partite, siamo stati costretti a affrontare 3 grandi squadre che sono la Mezzia Terme, Palermo e la prima in classifica, quindi abbiamo incontrato la prima, la seconda e la terza in classifica. E poi noi conosciamo la nostra squadra, gli obiettivi nostri sappiamo, ma lo sapevamo già da tempo quali erano e quali sono, sicuramente che è la salvezza, perché non può fare diversamente avendo una squadra di quasi under 22 e con in più Fabio Remo, Dionisio, e poi il venire meno sicuramente di 2 pedine importanti, uno Luca degli Esposti, il palleggiatore che si è infortunato, e poi Walter Vaiana che è indisponibile e che sicuramente sarà indisponibile, il primo centrale, che sarà indisponibile anche nelle settimane successive, probabilmente per tutto il campionato sarà fuori. Ha giocato però il più piccolo, Michele Zerbonia. Ha giocato Michele, un altro esordio al di là del singolo punto, cioè della singola azione, Michele che è un'altra promessa, ma hanno giocato un pochettino tutti, perché noi consideriamo Michele come under proprio, però in campo c'era Massimiliano,
una bella prestazione di Emanuele Renzo sicuramente, una gran bella prestazione. Matteo oggi ha dato tanto, Matteo Bonati, e Fabio al palleggio, sicuramente uno dei migliori, Emanuele pure tanto, Emanuele Renzo, una bella prova, e poi vabbè la classica prova di Dionisio che regge tanto di questa squadra, sicuramente sulle sue spalle. Ti volevo chiedere un po', apriamo il capitolo strutture. Sì. Perché c'è qualche battipecco, non lo so, qualcosa. E poi un'altra domanda. Strutture, guarda, ti rispondo subito sulle strutture. Sicuramente ti stai agganciando al discorso di qualche polemica che è nata nell'ultimo periodo. Allora, noi diciamo una cosa, che noi vorremmo giocare, l'abbiamo detto e ripetuto, in strutture, non vogliamo giocare in strutture mega galattiche, cioè anche perché noi siamo piccolini, e quindi però vorremmo giocare in strutture adeguate, strutture sicuramente dove al primo posto si viene messa la pulizia, e allora dispiace quando si va in delle città importanti, di gran lunga più grande della nostra Cinque Frondi, e sei costretto a giocare in delle strutture un pochettino così, fatiscenti, ma al di là di questo sicuramente un po' di pulizia non guasterebbe. È una polemica che avevamo voluto mettere da parte oramai e concentrarci su questo, quindi l'abbiamo fatto presente un pochettino a chi di competenza, speriamo che si possa risolvere, ma ripeto, non per noi, ma principalmente per gli attori principali che sono i ragazzi. Poi quando porti dei ragazzi under 18, 19 anni, eccetera eccetera, e non li metti nelle condizioni di vivere sto sport come tutti gli sport, come dovrebbe essere, sicuramente non è una bella cosa. Però oramai mettiamoci una pietra su. E poi volevo aprire un piccolo capitolo, no? È stato presentato da poco in maniera ufficiale tramite le pagine social della Raffaele Lamezia un ex Jolly, Chirumbolo, mister Tonino Chirumbolo, che ha dato qualche non lo so, ha detto qualcosa un po' fuori posto secondo te sul Jolly Cinque Frondi? No, assolutamente no, Tonino anzi, Tonino ha avuto parole di elogio per noi, così come noi non possiamo dire una cosa diversa nei suoi confronti. Abbiamo vissuto un anno bello, un grande allenatore, un grande uomo, e sicuramente adesso è in una piazza, il rapporto con noi si è interrotto per delle situazioni sue personali, però abbiamo vissuto un anno fantastico, è in una piazza che lo merita sicuramente, è una grande piazza, una grande città che è Lamezia, una grande piazza di tradizioni pallavolistiche sicuramente di un certo livello come la Serie A, e Tonino sicuramente ci sta sicuramente bene, perché può dare tanto, al di là se poi il suo ruolo sarà quello in prima squadra o delle giovanili, ma non sta a me parlare di quello che ha fatto Tonino, sono i fatti che lo dicono, quindi sicuramente un in bocca al lupo. Ripeto, un grande allenatore in una grande piazza pallavolistica, come sempre, che lo salutiamo sicuramente. Perfetto. Grazie. Ok, speriamo mercoledì prossimo. Abbiamo il presidente andiamo verso la Pasqua, mi preme fare gli auguri a tutti, a tutti coloro che ci ascoltano, ma sicuramente a tutte le società di tutti i gironi, ma in primis del nostro girone. Mi ritrovo qua con Salvo, che sicuramente, a cui faccio gli auguri di buona Pasqua, ma faccio gli auguri per quello che che sta andando a fare, e cioè i playoff, perché sicuramente è una grande e forte squadra. Ciao. Grazie Vincenzo, Presidente. Grazie a voi intanto per lo spazio. E allora, che dire, Letojanni quest'anno ha costruito una bella squadra, e si è visto come ha risposto anche in questa partita. Sicuramente non si aspettava questo risultato, una Jolly abbastanza agguerrita, e ha saputo rispondere con l'esperienza, con la testa, e soprattutto ha dimostrato la squadra che è e l'obiettivo che vuole raggiungere. Ma innanzitutto va fatto un plauso ai ragazzi per la partita
per la vittoria, la 19ª consecutiva, e soprattutto per come l'hanno raggiunta. Mantenuto l'imbattibilità, tra l'altro, con l'imbattibilità nel girone, e soprattutto come l'hanno raggiunta, perché non era facile sotto di 2-7-1 andare a vincere questa partita contro una squadra che noi sapevamo avere dei valori, formata da ottimi elementi e che sicuramente avrebbe giocato una grande partita. Purtroppo noi ci sono venuti a mancare ieri 2 giocatori importanti, soprattutto Giovanni Chillemi, a cui faccio un in bocca al lupo, speriamo di recuperarlo presto, e non è stato facile raggiungere 5 fronti, perché come avete visto siamo arrivati in 2 gruppi, perché con questo metodo folle della federazione, perché solo dei pazzi come quelli che ci sono a Roma potevano metterci obbligatoriamente la gara stasera e fra 48 ore andare a giocare nuovamente alla Lamezia per recuperare la partita, perché noi con la società ci eravamo messi d'accordo per farle il 27, e solo un regolamento folle che dice che dobbiamo recuperare tutte le gare entro il giorno 20 ci ha penalizzato. Ringrazio innanzitutto Francesco e 5 Fronti perché ha accolto la nostra richiesta di posticipare di un'ora all'inizio della gara, perché purtroppo i nostri atleti, pur essendo 3 bravi atleti, sono quasi tutti studenti e lavoratori, e quindi non è facile anche con i collegamenti dalla Sicilia raggiungere 5 fronti. Comunque una gran bella partita, uno spot per la pallavolo con 2 squadre che hanno dato spettacolo al pubblico presente. E sicuramente ora Testa ai playoff cosa ha da dire ai suoi tifosi? No, Testa innanzitutto ha fra 40 ore alla partita di Lamezia, che sicuramente noi non siamo messi in ottime condizioni, perché domani rientriamo a casa e domani le persone vanno a lavorare, e poi venerdì di nuovo fare questa via Crucis e andare per restare in tema. Esatto, per restare in tema pasquale e andare a Lamezia. Ma intanto io mi sento di dire ai tifosi: la gente ci segue, non come noi ci aspettavamo, perché le Doianne ha tradizioni pallavolistiche, e fino a 2 o 3 anni fa nel palazzetto, nella nostra palestra piccola, non si poteva entrare. Invece quest'anno la gente è un po' più distaccata, i ragazzi meritano qualcosa in più, perché 19 vittorie consecutive non è facile. Chiaramente noi andiamo a disputare playoff sapendo che le squadre che affronteremo del girone pugliese sono delle squadre attrezzate per andare in Serie A, hanno budget molto superiori rispetto ai nostri, e la pandemia sicuramente non ha aiutato su questo. C'è dubbio che sicuramente noi andremo a giocare le nostre chance, sappiamo di essere un tantino inferiori rispetto agli altri, però contiamo sulla nostra energia, sulla nostra voglia di fare e sull'obiettivo che ci eravamo proposti ad inizio stagione. Perfetto, grazie Presidente. Grazie a voi e tanti auguri di buona Pasqua, e grazie per il servizio. Grazie altrettanto. Non ci resta che augurarvi una buona notte, stranamente, perché solitamente auguriamo una buona serata, e l'appuntamento quindi passa a mercoledì prossimo contro Catania. Noi ci vediamo alla prossima e soprattutto vi aspettiamo alla frontata di 5 fronti. Buona notte, ciao!